Furti al cimitero Piana Traversa di Favara è la segnalazione che da qualche tempo ci giunge in redazione da parte di diversi cittadini. Secondo quanto raccontatoci dalle lapidi sarebbero spariti vasi, fiori e persino le piccole lampade votive, quelle a batteria che si accendono la sera. Un problema certamente non nuovo al Camposanto di Favara, ma che ultimamente sembra prendere sempre più piede. I frequentatori del Camposanto chiedono attraverso la nostra emittente, Cassa di Risonanza della città, maggiori controlli. Il cimitero di Piana Traversa, ricordiamo, è dotato di un impianto di videosorveglianza, ma che, secondo le vittime dei furti, non sarebbe funzionante. I cittadini quindi chiedono a gran voce di ripristinare le telecamere e di intensificare i controlli anche umani su tutta l'area cimiteriale al fine di scoraggiare eventuali attività furtive. Non possiamo quasi giornalmente acquistare vasi, piante, fiori e lampade. Sta diventando una situazione non più sostenibile, ci hanno detto. Poi occorre dare maggiore decoro al cimitero. Chiediamo maggiore pulizia. A Favara, paradossalmente, neanche nel luogo dedicato ai morti si può stare tranquilli.